La procura insiste. James Burgio, il 26enne, fermato dalla squadra mobile 2 giorni dopo l'agguato al porto Empedoclino del 21 luglio, ha sparato per uccidere e non per ferire il pescatore Angelo Marino, che rimase colpito alla gamba destra. Quel giorno Burgio ha puntato la pistola anche contro l'armatore Riccardo Volpe, arma che si sarebbe inceppata per ben 2 volte. Il PM Elena Manno al Tribunale del Riesame ha prodotto nuovi documenti per tentare di rafforzare la tesi. L'udienza era stata fissata proprio per discutere il suo appello contro la decisione del GIP Stefano Zammuto, che pur applicando la custodia in carcere per il pregiudicato ha escluso sul piano indiziario le due ipotesi di reato più grave, vale a dire il tentati omicidi. In particolare sono stati depositati verbali degli interrogatori nella veste di testimone del chirurgo e dell'ortopedico che hanno operato Marino sparato alla gamba. I medici in sostanza hanno detto che il colpo di pistola avrebbe potuto uccidere perché ha sforato l'arteria femorale e il tragitto all'interno dell'arto è stato molto pericoloso. Marino ha aggiunto poco dicendo di aver sentito un forte dolore alla coscia dopo lo sparo, mentre la testimonianza più importante sembrerebbe arrivare dal cugino di Marino, che ha detto ai poliziotti della squadra mobile che Burgio gli aveva puntato l'arma all'indirizzo del torace. La difesa dell'indagato, affidata agli avvocati Alfonso Neri e Salvatore Pennica dopo la produzione dei nuovi atti istruttori, ha chiesto un termine per esaminare nuovi atti e i giudici lo hanno concesso. Quel pomeriggio sul peschereccio Burgio e Marino avrebbero avuto una discussione in cui il primo avrebbe detto: ma tu chi sei? Tu con me non devi sbagliare, adesso me ne vado, ma ci vediamo a terra. Ed in effetti la promessa è stata mantenuta. Burgio ha atteso Marino al molo al suo ritorno e poi si dava alla fuga a bordo di un motociclo T-Max. 2 giorni dopo, Burgio, il 23 luglio, sapendo di essere braccato, si è consegnato alla questura. Per questo il GIP non ha convalidato il fermo disposto dalla stessa procura, ritenendo che non vi potesse essere alcun pericolo di fuga. L'ordinanza cautelare in carcere applicata dal GIP Zammuto per i reati di lesioni aggravati, porto e detenzione illegale di arma è stata già confermata dal riesame.